Si sono svolte con successo le premiazioni di tiro a segno del torneo delle sezioni Circuito regionale Friuli Venezia Giulia Trofeo Xen, che sono state ospitate nel campo sportivo comunale Forum Iuli a Gagliano di Cividale del Friuli. Il torneo si è sviluppato in 5 prove che hanno coinvolto la città di Udine, Tolmezzo, Pordenone, Trieste e Cividale e hanno visto partecipare decine di giovani atleti fino ai 20 anni di età. Una giornata di festa che ha coinvolto i giovani atleti che si sono distinti nel torneo e che sono stati premiati con medaglie e diplomi di partecipazione. Alla premiazione erano presenti diverse autorità, tra cui il presidente regionale ANSMES Lido Martellucci, che si è occupato dell'organizzazione delle premiazioni assieme a Giovanni Camerin, l'assessore allo sport del comune di Cividale del Friuli Giuseppe Ruolo, il presidente regionale Xen FVG e rappresentante del CONI regionale Giuliano Clinori, accompagnato dal presidente provinciale Xen di Udine Gabriele Garcea, la coordinatrice regionale Sport e Salute del Friuli Venezia Giulia Erika De Sabo, la presidente di Panathlon Club Udine Margherita Alciati, il presidente provinciale di ANSMES di Udine Giancarlo Dalforno, la presidente di Andos Udine Mariangela Fantin, il presidente di UNCI di Udine Carlo Del Vecchio e i vari presidenti delle sezioni provinciali di tiro a segno. Il premio sezioni e il trofeo Xen è stato assegnato quest'anno a Trieste, secondo classificato Pordenone, terzo Cividale, quarto Tolmezzo e quinto Udine. Grande soddisfazione è stata espressa da Lido Martellucci, che ha sottolineato l'importanza di valorizzare questi giovani atleti. Più che altro appunto per dare questo contento a questi ragazzi, questi giovani che non sono mai stati premiati purtroppo. Loro fanno 5-7 gare in un anno e non hanno mai una soddisfazione di avere una premiazione o qualche cosa. E questo mi è venuto in mente perché io per 20 anni ho fatto il presidente regionale e ogni anno facevo questa premiazione per i ragazzi. Siamo arrivati l'ultimo anno che ho finito nel 2018, avevo 350 ragazzi e genitori e tutto, che si aveva all'auditorium dello Zanon. Un applauso sincero alla manifestazione è stato portato da Giuliano Clinori, presidente di Xen Friuli Venezia Giulia e rappresentante del CONI regionale. Sì, oggi è proprio una giornata di festa, ma come hai detto te è proprio nell'ambito della promozione sportiva, è proprio di valorizzare i ragazzi, quelli che hanno fatto un circuito regionale, sono impegnati tutto l'anno e quindi è giusto che abbiano un riconoscimento tutti quanti per quello che hanno fatto, sia chi è arrivato primo e anche chi è arrivato ultimo, ma è stata una bella giornata.